Carissimi amici, compari e commare, guaglioni, guaglioncelli, picciotti e picciottenti, la lingua non ha l'ossa, ma rompe l'ossa, e stavolta addirittura sul giornale la fece bella rossa. Laura sera, la danna televisione, bello sdraiato un tome salone, a un certo punto fu come che mi ruoi una puntata, perché a me terra non la voglio toccata. Senza collegare a lingua ai neuroni, Feltri si permetteva di ingiuriare o meridione. Caro Feltri, lei è libero di interloquire, ma certe picchiate, non ne può mica dire. Quando donna tipo sfottò, a noi do sud, fu culo ne pigliò. Dissi che il meridione in molti casi è inferiore, e fu così che in viso io cambiai colore. Direbbe mesogia e per picca, ma che la televisione non rompia. Piscia sicco che non si auso, ma come ti permetti? Uno giornale d'ora in poi usiamo per puliziare i cabinetti. E a voglia ma vote in mafferri, chiude da boccazza e stata con sì. Ma pigliamo magara con Mario Giordano, che con la voce a Paperino faceva scecco il solo e ti cuttava come un ciociolo. Fosse piglio noi tu meridione, siamo inferiori, ma per valore siamo superiori. Un meridione è arte, cibo, folklore e cultura. O nord, sanzonno la nostra calura. Avemo soli il nostro cuore, sempre chino di gioia, amore e colori. Un sorriso l'avemo stampato, che ne va a capire sto vecchio rappato. Fino a quando ti fanno parlare su parete 4, e allora sì che tu puoi fare lo scaccio. Ma caro Vittorietto, non ti preoccupare, non è che ti voglio minacciare. Alla tua età si può magari sbagliare. Però al sud, tuo meridione, la nostra accoglienza non ha paragone. Ma ste cose ne direi più, perché se non è l'inferiore, sì solo tu. E per dimostrare a gente del sud come siamo, chiamiamo pure a nord per picquaremo. Ci sono ossa, dottori e infermieri, che fanno meglio sono mestieri. E il pattero du nord la stanno figli e pure moglie. E siccome noi il cuore l'avevamo giurato in dia, auguriamo all'Italia intera, ne più presto ne escemo da sta pandemia. Ti saluto Vittorio Feltri.